Ogni giorno ci sono le morti bianche, persone che escono da casa per andare a lavorare e che non vi fanno rientro. Questa è una tragedia, bisogna ovviamente capire quali sono le responsabilità, ma soprattutto coltivare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, dare gli strumenti alle imprese e ai lavoratori per poter lavorare in modo sicuro. Così il ministro Stefano Patuanelli a Trieste, dove proseguono le indagini per stabilire le cause che hanno portato al drammatico incidente sul lavoro fatale al veneziano Daniele Zacchetti. Ma anche a Trieste, dove l'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, come in Veneto, si è stretta alla famiglia del carpentiere scomparso, oggi è il giorno del lutto. Campolongo Maggiore è uno dei paesi che oggi piange la scomparsa di Daniele Zacchetti, che era originario di Santa Maria Assunta, che fa parte di questo comune. Dal porto di Trieste, dove si è consumato l'incidente fatale nel quale ha perso la vita Daniele Zacchetti, la notizia della tragedia è rapidamente arrivata in provincia di Venezia. A Mira, dove il 58enne lavorava per la Pasqual Zemiro, impresa specializzata nelle costruzioni marittime e fluviali, a Calcroci di Camponogara, dove risiedeva, fino a Campolongo Maggiore, dove la vittima dell'incidente sul lavoro aveva vissuto a lungo con la moglie e il figlio. Come amministrazione comunale facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai cari, al figlio e naturalmente restiamo a disposizione della famiglia per qualsiasi eventuale necessità avessero. Siamo a piangere un'ulteriore vittima sul lavoro, nonostante i grandi passi in avanti che si siano fatti, però questo ci fa capire che non è sufficiente, che dobbiamo impegnarci più tutti come istituzioni e anche sostenere le aziende in una campagna e in un'azione di prevenzione sulla sicurezza del lavoro. Un ricordo commosso di Daniele Zacchetti è uscito anche nell'account Facebook Venice Golden Awards, popolare pagina satirica veneziana con quasi 15.000 follower. Il nostro unico e inimitabile eroe del lavoro e dei pontili, si legge, simpatico, disponibile, ironico, un eroe della vita e del lavoro. Ma proprio quello della sicurezza sul lavoro rimane una priorità di fronte ad un drammatico bilancio che in Veneto piange altri 75 decessi dall'inizio del 2021. L'ultimo nel veneziano durante i lavori di manutenzione del sistema antincendio al Palazzo del Turismo di Jesolo. Fabio Prat, operaio 46enne di Dolo, era stato travolto da una bombola di gas durante le operazioni di scollegamento.